Si chiude con un confronto sul miglio, 9 al via, Bella Stella, Cesnia Daghi, Certezza Green, Birbaral, Butterfly Horse, Camilla Bassi in prima fila, Bentley, Beverly Trio, Bessi di Poggio in seconda, favori netti per Certezza Green in chiusura, numero 3, Antonio Greppi in sediolo. Partiti con Certezza Green velocissima, attaccata all'esterno da Butterfly Horse che insiste, attacca con decisione, l'allievo di VP dell'Annunziata, va su Certezza Green che però conquista il comando, costringe l'avversario all'esterno. Numero 1 Bella Stella, per Bella Stella, sarà squalificato. sotto invece Cesnia Daghi. Ma Certezza Green con un lancio in 14,6 ha respinto Butterfly Horse. E così c'è il tentativo di Camilla Bass che avanza in progressione dopo 400 metri di gara, supera Butterfly Horse, si lancia su Certezza Green che continua a fare andatura, 29,6 primi 400. Per pariglie esterne c'è anche il numero 8 Beverly Trio che segue in terza pariglia, intanto i primi 800 di gara se ne va, i primi 600 scusate di gara in 44,3. 14,7 la frazione, si adegua all'esterno Camilla Bass, mentre a largo c'è sempre Butterfly Horse con in schiena Beverly Trio. Lungo la corda vanno invece Cesnia Daghi e quindi Bessi di Poggio e Birbaral, scusate. Intanto c'è il chilometro in 1:13,9, sta andando via a tutta andatura la leader e ora si stacca in lotta con Camilla Bass che insiste nella sua offensiva, cerca di avanzare anche Beverly Trio a 400 dalla conclusione, avvicina i primi. Quando siamo sulla curva conclusiva in vantaggio c'è sempre però Certezza Green, all'esterno insiste Camilla Bass, poi l'errore di Beverly Trio a 250 dal palo, numero 8 Beverly Trio squalificato, con in vantaggio Certezza Green. Camilla Bass che si ripropone, poi a centropista lo scatto deciso di Bessi di Poggio sul palo, forse Bessi di Poggio ragione di Certezza Green, finale travolgente di Bessi di Poggio che a fil di palo raggiunge e non sappiamo se riesce anche a battere Certezza Green. 1:13,4 se non abbiamo visto il ragguaglio finale al chilometro. Vedete l'arrivo di Bessi di Poggio che aspetta gli ultimi 300 metri per uscire e sul traguardo piazza la stoccata vincente.